L'Associazione Internazionale Borghi Europei del Gusto ha aperto le porte ai sapori autentici d'Italia ed Europa. Il Festival Europeo del Gusto è sostanzialmente una grande kermesse di informazione, una conferenza non stop che ha messo insieme rappresentanti istituzionali, associazioni e aziende della filiera turistica ed agroalimentare di 12 paesi europei e di tutte quante le regioni italiane. L'idea è quella di mettere a colloquio diretto a filò, come diciamo noi altri del Veneto, i protagonisti di queste due filiere e tentare di scoprire quelli che sono gli inediti del gusto e del buon vivere di terre poco conosciute. Sono state presentate al pubblico le esperienze di oltre 10 paesi europei in 4 laboratori. L'informazione, con conferenza stampa ed interviste in diretta, la vigneria, con degustazioni commentate, il laboratorio di comunicazione, con sala stampa, radio, tv e online, ed infine gli incontri a convivio. Così ci piace dire che non ci occupiamo a livello editoriale di gastronomia, ma di turismo enogastronomico. La rivista è fatta in modo che quando si sfoglia rispecchia proprio il sedersi a tavola e il pasto, quindi si comincia con le novità, un po' come quando ci si ritrova a tavola, la gente si siede, comincia a chiacchierare, le cosiddette news. E poi dopo parliamo dei primi piatti, poi parliamo dei secondi piatti, parliamo quindi dei condimenti, parliamo dei vini ed infine delle spezie, cioccolato, caffè e distillati.